Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Il comandante del Bayesian fa scena muta davanti ai PM di Termini Imerese. I legali è molto provato e noi siamo stati nominati solo ieri per articolare una linea difensiva completa. Mentre sono ancora a Santa Flavia gli altri componenti dell'equipaggio, in corso approfondimenti rispetto agli interrogatori già compiuti. Basta coperture, il vescovo di Piazza Armerina si dimetta. Dopo lo sciopero della messa da parte dei fedeli parla Antonio, vittima di Don Rucolo, il prete condannato per abusi. La pioggia sporca che fa paura, la ricaduta di una sostanza oleosa preoccupa gli abitanti di Città Giardino, non lontano dal petrolchimico di Priolo, nel siracusano. La raffineria parla di sfiaccolamento imprevisto. Don Prisutto, sono padroni della nostra salute. Non più in nero ma in bianco, le immagini dell'Etna colpito sulla sommità da forte maltempo con la grandine che ha coperto il vulcano intorno ai 3.000 metri, mentre a Catania il caldo è soffocante. Protesta dei detenuti del carcere Pagliarelli di Palermo, sono saliti sul tetto del penitenziario per denunciare le ultime perquisizioni. Chi non fa la differenziata a San Cristoforo, buona parte del quartiere di Catania è invaso da montagne di rifiuti e discariche abusive. Da riposto a New York per danzare, il sogno americano di Stefania, selezionata fra insegnanti di tutto il mondo per un corso esclusivo all'Accademia di Manhattan. Calciomercato, ultimi frenetici giorni di trattative anche per il Catania che cerca una punta centrale. E come avete sentito dai titoli, non ha risposto alle domande dei magistrati il comandante del Bayesian, James Catfield, nell'interrogatorio di oggi pomeriggio, il primo da indagato. Una scelta tecnica secondo i legali che hanno assunto solo ieri la difesa. Intanto la procura rinvia ancora le decisioni su eventuali altri avvisi di garanzia, mentre la Guardia Costiera continua il monitoraggio ambientale nell'area della tragedia. Manlio Viola. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il comandante del Bayesian e il veliero di lusso affondato lunedì a Porticello. Nel pomeriggio James Catfield è stato interrogato per la terza volta nei locali dell'hotel Domina Zagarella, ma per la prima volta non come persona informata sui fatti, ma come indagato. Ciò è dettato da due fondamentali ragioni. Uno, che come agevole comprendere è davvero provato. Seconda ragione, che noi siamo stati nominati ieri e per articolare una linea difensiva compiuta, completa e corretta abbiamo bisogno di acquisire una serie di dati di cui allo Stato non disponiamo. L'avvocato Giovanni Rizzuti difende solo da ieri il comandante insieme all'avvocato Aldo Mordiglia. Intanto sono ancora tutti in hotel gli altri membri dell'equipaggio, comprese le 3 hostess date in partenza breve ma che invece resteranno ancora. Non ci sono decisioni ufficiali da parte della procura sull'iscrizione nel registro degli indagati di altre persone e quindi neanche notizie delle autopsie. Intanto l'ex comandante del veliero che ha preceduto Catfield alla guida del Bayesian, Stephen Edwards, su LinkedIn si dice certo che i portelli fossero chiusi e che la deriva non aveva alcun ruolo in questa vicenda. In attesa dei piani definitivi di recupero del relitto, la Guardia Costiera sta conducendo invece un'attività di monitoraggio ambientale sul luogo dell'affondamento per scongiurare eventuali fuoriuscite di idrocarburi provenienti dallo scafo. Le operazioni sono eseguite con l'impiego di mezzi navali e con prelievi di campioni effettuati in prossimità del relitto dai sommozzatori dei nuclei subacquei della Guardia Costiera di Napoli e Messina, ma anche con l'ausilio di un veicolo subacqueo a controllo remoto e l'impiego di specifiche sonde. Al momento non si registrano perdite dai serbatoi e non risultano tracce di inquinamento da idrocarburi. E torniamo su quello che è stato già ribattezzato lo sciopero della messa, che ha coinvolto decine di fedeli a Enna. Parla Antonio Messina, il giovane che fu vittima degli abusi di Don Rugolo. Basta coperture, dice. Il vescovo si dimetta. Gerry Italia. La vicenda legata al caso Rugolo, che ha visto il sacerdote ennese condannato a 4 anni e mezzo per violenza sessuale aggravata su minori, sta scuotendo profondamente la comunità ennese. Dopo lo sciopero della messa che ha coinvolto decine di fedeli, torna a parlare anche Antonio Messina, il giovane archeologo che di Rugolo fu vittima e che commenta così la grande mobilitazione popolare contro i silenzi assordanti della diocesi.
Io credo che il movimento di contestazione che si è fatto sentire lo scorso giovedì da parte di credenti e non credenti sia un vero e proprio punto di arriva di una presa di consapevolezza, la forte necessità da parte della comunità locale di prendere una posizione contro le responsabilità del vescovo Gisana e dei sacerdoti che sono stati legati a Rugolo e quindi che hanno contribuito alla copertura degli abusi. Antonio, che all'indomani della sentenza fu il primo a puntare i riflettori sui silenzi del vescovo Rosario Gisana e dell'intera curia, si augura che i segnali di risveglio che arrivano da Enna possano espandersi in altre realtà della diocesi. È importante il segnale che può arrivare da una forma di contestazione pacifica, rispettosa dei luoghi e anche delle funzioni religiose, ma che manda un chiaro segnale che noi non accettiamo in alcun modo che persone coinvolte nelle coperture degli abusi continuino a svolgere tranquillamente, nell'indifferenza talvolta generale, il loro ministero. Secondo il giovane archeologo è tempo che la diocesi ammetta le proprie responsabilità e che Gisana adesso pensi alle dimissioni. Mi auguro che il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, se ha a cuore la comunità diocesana, liberi la diocesi dalla sua presenza. Credo ormai ingombrante, ma non solo per la mia di persona, ma quantomeno per una comunità che io ritengo essere allo sbando. Poteri che con il ricatto occupazionale sono diventati padroni della nostra salute. È la frase shock di Don Palmiro Prisutto, il parroco che da sempre si batte contro l'inquinamento nel cosiddetto quadrilatero della morte. Il giorno dopo la pioggia oleosa siamo tornati a Città Giardino, vicino Siracusa. Francesco Aloi. Quante volte abbiamo denunciato questa grave situazione? Nel silenzio delle istituzioni. Parole forti, quelle di Don Prisutto, parroco di Augusta che da sempre si batte contro l'inquinamento nel quadrilatero della morte. Ogni 28 del mese nella sua chiesa ricorda le vittime del cancro. Soldi e lavoro, dice, spesso prevalgono sulla salute. Abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione di quanto sono forti questi poteri che con il ricatto occupazionale o con le compensazioni sono diventati padroni non solo del nostro territorio, ma anche della nostra vita, della nostra salute. Dopo la strana pioggia oleosa della notte tra domenica e lunedì, lui, come chi abita a Città Giardino e non solo, è molto arrabbiato. Tra i residenti, però, non tutti vogliono parlare, ma chi lo fa ha le idee abbastanza chiare. Sopportiamo questa raffineria che ci avvelena? Specialmente di notte, quando tutti dormiamo, loro aprono le valvole. Qualcuno a microfoni spenti precisa che non è la prima volta che accadono fatti simili. Qui ci dicono il pericolo è sempre dietro l'angolo. Da ragazzo, cosa ne pensi di questo inquinamento? Penso che non è buono, non è giusto neanche per il futuro che ci può lasciare questo inquinamento che c'è, perché non se ne può più. E mentre si attendono i risultati dei controlli dell'ARPA, il senatore Nicita, PD, ha depositato un'interrogazione ai ministri Schillaci, Urso e Pichetto Fratin. Ma per chi vive qui sono solo chiacchiere, non cambierà nulla, dicono rassegnati. E adesso i paradossi meteo di fine estate. Sull'Etna crollano le temperature, arriva la pioggia e la grandine che sembra neve copre le vette del vulcano, come si può vedere dalle immagini postate da Salvatore Lo Giudice. A Catania invece fa caldo, 30 gradi, con un tasso di umidità che fa aumentare notevolmente la percezione della temperatura reale. Etna in bianco, insomma, e Catania in rosso. Sono i contrasti non nuovi per chi vive sul vulcano attivo più alto d'Europa e alle sue pendici. Le immagini dell'Etna innevata a quota 3.000 metri sono quelle delle telecamere di sorveglianza dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il vulcano si presenta con le sue cime innevate a 3.000 metri e invece piogge battenti hanno anche interessato alcuni paesi della zona. E ancora proteste al carcere Pagliarelli di Palermo. 3 detenuti sono rimasti tutta la notte sul tetto dell'istituto penitenziario per protestare contro le ultime perquisizioni. Marco Gullà. Proteste, perquisizioni, tensioni. Le carceri palermitane ribollono di rabbia e malcontento da parte dei detenuti. Al carcere Pagliarelli 3 detenuti sono saliti sul tetto dell'istituto per protesta. Chiedevano di essere trasferiti. Sono carcerati che si trovano nello stesso reparto al centro, in questi giorni, di perquisizioni da parte degli agenti della polizia penitenziaria alla ricerca di telefoni cellulari. Sono rimasti sul tetto tutta la notte e solo stamattina sono scesi. Sono stati impegnati in queste lunghe
lunghe ore diversi agenti della polizia penitenziaria che non hanno mai perso di vista i 3 detenuti. Nei giorni scorsi, invece, una cinquantina di carcerati hanno protestato per alcune ore nel cuore della notte, sempre nello stesso reparto, dopo una perquisizione. Celle sovraffollate che diventano bombe ad orologeria a causa anche del forte caldo, scenario identico anche a Lucciardone, dove ieri c'è stata la visita del deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. C'è una sezione problematica, la nona sezione, dove c'è una tale affluenza di detenuti delle più diverse specie che danno molti problemi. Ancora 2 giorni fa un detenuto ha tentato il suicidio. Umanizzare le carceri significa costruirle, ma significa ristrutturarle come è stato fatto a Lucciardone con alcuni padiglioni. Altro problema, la mancanza di personale che aggrava una situazione già incandescente. A Catania il quartiere di San Cristoforo è in buona parte invaso da montagne di rifiuti e discariche abusive. I residenti accusano chi non fa la differenziata, ma in molti casi è chi viene da fuori a lanciare il sacchetto al volo. Simona Mazzone. Catania città dei controsensi. Se questo è il comune dove si paga la tassa sui rifiuti più cara d'Italia, però è anche quello dove su interi quartieri la sporcizia campeggia indisturbata. Ecco cosa accade in quartieri come San Cristoforo, alle spalle di via Plebiscito, zona via del Principe e traverse limitrofe. Se proprio via del Principe è stata ripulita dagli operai Gemma in mattinata, perché le altre strade come via del Faro che la intersecano sono in queste condizioni? Questa è via Vivaio, interamente ricoperta di sacchi di spazzatura. Le auto passano a stento. Non si passa, stiamo fedendo a Catania. Il quartiere è diviso a metà, raccontano alcuni residenti, tra chi fa la raccolta differenziata e chi invece contribuisce ad alimentare le discariche abusive. Metà facciamo la differenziata che se la portano a mattino e metà no. E la zona è invasa da topi e da ogni tipo di insetto. Mio figlio di 2 anni è stato morso da un insetto all'orbita dell'occhio e siamo stati in ospedale, pronto soccorso. I residenti chiedono che venga installato un sistema di videosorveglianza in tutta la zona, visto che molte auto e furgoni di passaggio scaricano rifiuti, anche al volo. Non è che siamo noi che buttiamo la spazzatura qua, c'è magari gente fuori zona dove non la buttano più, dove abitano noi la portano qua. Questa persona racconta che non si vedono più gatti in giro, hanno paura dei topi. Siamo pieni di topi, pienissimi. Qua la notte passano le macchine, aprono il finestrino, fumo e buttano. Là l'abbiamo pulito noi, in quell'angolo là. I topi a tempesta. Veleno non sappiamo quando ne abbiamo buttato, abbandonati dal comune, non buttano veleno, non fanno disinfettazione, niente. Non sono soltanto i forestieri che scaricano rifiuti. Un operaio di un immobile dove vi sono lavori in corso ha atteso che spegnessimo le telecamere per gettare questo sacchetto colmo di materiale di risulta. Nel Ragusano è caccia agli autori di una rapina all'ufficio postale di Rocazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi, che all'alba hanno sfondato l'ufficio postale manovrando un escavatore e portando via la cassaforte. I malviventi durante il colpo hanno minacciato con le armi i gestori di un bar, intimando loro di non utilizzare i cellulari e di non filmare la rapina. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo, parliamo di murales ma anche di danza. «30 murales dislocati tra il centro e la periferia di Ragusa hanno trasformato la città in un museo a cielo aperto». Veronica Barbarino. Figurazioni fantastiche, scene cariche di romanticismo, figure stilizzate e surreali sorprendono sia il cittadino che il viaggiatore ad ogni angolo. 30 murales, vere e proprie opere d'arte di grandi dimensioni, colorano la città di Ragusa rendendola ancora più accattivante da visitare e da esplorare. Il capoluogo Ibleo per 5 edizioni è stato protagonista di festival, rassegna internazionale itinerante di arte pubblica che negli anni e nel rispetto di spazi collettivi e identità locali ha trasformato la città in un museo a cielo
cielo aperto e meta di riferimento per gli appassionati di street art. Artisti provenienti da tutto il mondo hanno cambiato volto a diversi scorci della città e opera dopo opera ridato vita a piazze anonime e palazzine stanche. Il tutto con metodo e pensiero, lavorando sui muri come fossero immense pagine bianche, piani di scrittura e di immaginazione. Una donna che è intenta a pulire una vetrata, nel riflesso del proprio sguardo sembra riscoprire se stessa. Una mamma che allatta al seno un neonato, simbolo di accoglienza. Un righello per misurare le nuvole. E altro ancora, ridisegnano il tessuto urbano e tracciano una nuova mappa di bellezza sul territorio. È un 76enne morto a Pachino, nel Siracusano, dopo essere stato investito da un'autovettura mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Sarà la Polizia Municipale ad accertare la dinamica di quanto accaduto. E andiamo avanti invece, il sogno americano di Stefania in punta di piedi fra le 12 insegnanti di danza selezionate in tutto il mondo per essere ammessa a una accademia di New York. Tonino De Mana. In punta di piedi, da Riposto a New York, passando per Roma, Milano e Londra. Il sogno americano di Stefania Previtera, danzatrice e insegnante di danza contemporanea, è arrivato dritto a Manhattan con un corso esclusivo e selettivo al Merce Cunningham Trust. In 12 provenienti da tutto il mondo hanno varcato i cancelli degli studios americani, un prestigioso riconoscimento per Stefania, nata e cresciuta nello stesso paese di Franco Battiato. Passione, sacrifici e rinunce e un solo obiettivo: danzare e insegnare l'arte della danza. Ho avuto un contatto diretto con chi ha danzato per lui, quindi sono riuscita anche ad ascoltare i loro racconti, a vivere l'emozione di chi ha conosciuto Merce, quindi è stato incredibile. Eravamo 12 da tutto il mondo, quindi Stati Uniti, Barbados, Australia, anche dall'India, e poi 2 italiane, solo 3 europee, e tra queste 3 c'ero io. L'arte con la A maiuscola, spesso detto, è nomade. Tu ti senti nomade? Mi sento nomade, sì, ma come vedete poi torno sempre a casa. Incontro non casuale in piazza Arcidiacono, dedicata all'indimenticato cantautore, dove Stefania ha concentrato il suo mondo o il suo centro di gravità permanente. Franco è stato per tutti noi un personaggio importantissimo, lo è tuttora, si respira per le strade di Riposto la sua musica, la sua arte, e quindi sono felicissima da ripostese di continuare questa strada artistica. Un passo della sua canzone dice: voglio vederti danzare, non è che si riferiva a te? E chi lo sa, magari sì. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di calcio. Ultima parte del nostro telegiornale dedicata al calcio, Serie C pari in extremis per il Trapani che acciuffa il Foggia al 96esimo minuto. Tonino De Mana. 3 pareggi su 3 per le siciliane nella prima giornata del campionato di Serie C. Ad unirsi alla comitiva dell'X ci pensa il Trapani, che nel posticipo acciuffa il Foggia all'ultimo respiro. Allo Zaccheria finisce 2-2 ed è comunque un punto che soddisfa la formazione isolana. Apre le danze al minuto 23 e Mausso, che approfitta di un errore difensivo degli ospiti per battere Seculin. Si va avanti a fiammate con i pugliesi che cercano il raddoppio, ma che allo scadere della prima frazione vengono ripresi da Canutè, ben assistito da Caric. All'inizio del secondo tempo i padroni di casa tornano in vantaggio con un autogol di Sabatino, che si ritrova addosso il pallone dopo una respinta di Seculin. Il Trapani non ci sta e si spinge in avanti nel tentativo di pareggiare. L'occasione buona capita al 74esimo sulla testa di Canutè, che però non inquadra la porta, e la porta la inquadra, e come proprio all'ultimo assalto Facundo Lescano, che sigla la rete del definitivo 2-2 che fa esplodere di gioia la panchina ospite e non solo. 4 giorni alla chiusura del calciomercato per le siciliane, corsa alla conclusione di alcune operazioni. Il più attivo è il Catania. Francesco Triolo. Gli ultimi 4 frenetici giorni di calciomercato, soprattutto in Serie C, per chi deve fare quadrare i conti tra entrate ed uscite, deve sfoltire un organico fin troppo lungo. Il caso è quello del Catania, dove il direttore sportivo Daniele Faggiano deve operare almeno 8 operazioni in uscita, poco meno in entrata. Alcuni affari sono solo da annunciare, come Bualla Carrarese per Raimo, oppure Cianci alla Ternana, con un'uscita in prestito ed obbligo di riscatto in caso di promozione in B.
Un altro accordo solo da ratificare è quello di Curado all'Ascoli. Poi si potranno tesserare giocatori, alcuni come Lunetta e Guglielmotti che attendono da quasi un mese. Imenez e Montalto sono già a Catania da giorni, ma serve almeno un altro attaccante, uno da maglia titolare sino a venerdì. La caccia è su quel profilo. A Trapani, battuta la concorrenza di Perugia, Ternana e Benevento per Luigi Silvestri, il difensore palermitano ex Cesena dovrebbe firmare giovedì ed aggregarsi ai nuovi compagni. Per la difesa, la società del presidente Antonini si è fiondata anche su Patrick Enrici, difensore centrale del Taranto, che sembrava ormai ad un passo dall'Avellino, trattativa frenata dalla richiesta dei pugliesi che non accettano contropartite tecniche. Sono due invece i movimenti attesi in casa Messina, entrambi over, uno a coprire il buco, anche d'esperienza nello spogliatoio lasciato dall'addio di Domenico Franco che ha preferito accasarsi al Picerno, ed un altro nel reparto offensivo dove nonostante la doppietta e la buona prestazione contro il Potenza, il solo Anatriello non può bastare. Da decidere chi uscirà tra i giovani che non avranno posto nella lista dei 23. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.